Questa gallina si merita un video tutto per lei, perché non vuole proprio morire, non si rassegna. Questa gallina è nata nel 2016, sta per compiere 7 anni, guardate come è ridotta. Nel 2020 è stata investita, cioè è stata schiacciata da una macchina che le è passata sopra con la ruota. Io pensavo che fosse morta, ma ho detto vediamo come va la cosa. Perché poi ho visto che si muoveva, ma non l'ho uccisa, l'ho lasciata stare. Ho detto vediamo come va la cosa. Ha iniziato prima a trascinarsi e io comunque pensavo che nel giro di qualche ora prima, poi nel giro di qualche giorno che sarebbe morta, e invece dopo qualche giorno ho visto che si trascinava fino all'abbeveratoio a bere, fino alle mangiatoie per provare a beccare qualcosa, e poi dopo 1 o 2 settimane ha iniziato a saltellare su una sola zampa e a seguire le altre. E niente, ha continuato a deporre uova in quel periodo e poi ha iniziato a riusare tutte e 2 le zampe, quindi è guarita. Poi ha continuato a deporre fino a circa 2 settimane fa. Adesso siamo in periodo di pausa e la vedo molto male. Eppure una settimana fa era messa proprio malissimo, che non si poteva alzare, si trascinava e tutto, e adesso ho lanciato delle olive cadute per terra in questo lato del terreno dove ho le galline, e tutte si sono fiondate a beccare, e lei è andata insieme alle altre e ho visto proprio che ha corso, quindi chissà che non sopravviva ancora e che arrivi magari a 10 anni, lo sa, perché il gallo è nato nel 2014, quindi sì, farà 9 anni. E comunque non ha un nome, ma è la gallina, una del gruppo più vecchio che ho. Scoppiala. Vai, spaziali.